Appuntamento quello del giovedì, sono le 21:30 spaccate, siamo puntuali per cominciare questo nuovo appuntamento di Sicily On Air dove la musica è protagonista. Il giovedì sera è uno degli appuntamenti di Io Compro Siciliano che ci seguite in tanti, devo dire, grazie a Paolo Gatto che cura la regia e come sempre mi fa sapere ad oggi, al 14 gennaio, a quanti devo dire grazie, perché poi ormai dal 2020 ad oggi siamo cresciuti 263.701 volte. Grazie di cuore a tutti voi che seguite i nostri appuntamenti e andate sul sito di Io Compro Siciliano per supportare il Made in Sicily. Questa è la nostra mission, quella dei nostri fondatori Giorgianni e Morici, che saluto, sono sempre quasi sempre collegati, insomma sono sempre con noi. E poi saluto anche insomma la regina del pomeriggio, tra l'altro c'è stato un appuntamento con Alvero Martini oggi alle 18 e saluto anche Cristina Ruffino e ringrazio ovviamente per la parentesi che si è chiusa del mezzogiorno, quindi Io Compro Siciliano Live, un abbraccio a Katiuska. Noi continuiamo e tante novità ovviamente stanno arrivando perché il mondo di Io Compro Siciliano è in continuo movimento. Saluto Marzia, che è colei che cura la parte della redazione, senza di lei non potrei assolutamente andare in onda. Il momento è quello della condivisione e soprattutto iniziamo subito con gli ospiti di questa sera. Ospiti giovani, perché bisogna dare forza alle giovani leve siciliane e in questo caso si parte con Giulia May. Saluto Giulietta mia, cara Giulietta mia, buonasera. Ciao, come stai? Ciao Vincenzo. Sono veramente molto contento di vederti perché non ci becchiamo da un po' di tempo, tu tra un premio e un altro, insomma, mi sei un po' sfuggita, stasera ti ho ripreso un po'. Sì, non ci vediamo penso da anni, ci siamo visti l'ultima volta. Sì. Però devo dire che Giulia insomma è una persona che seguo da molto tempo, possiamo dire dall'inizio della tua, anche se sei giovane, però una carriera che ormai è iniziata un po' di tempo fa e avevo intuito che c'era quella verve cantautorale che poi insomma si è dimostrata valida anche a livello nazionale. Commenteremo, Giulia, con te alcune delle tappe che sono state fondamentali nella tua vita in kermesse molto ma molto prestigiose. Vuoi salutare qualcuno per sciogliere il ghiaccio, soprattutto chi ti sta seguendo? Hai condiviso la puntata? Tanto per cominciare, visto che siamo in tempi social. L'ho appena condivisa, sono stata bravissima, ho appena iniziata, subito già la trovate sulla mia pagina Giulia May. Niente, io sono palermitani, tutta la mia Palermo meravigliosa, questo voglio salutare. Ti manca un po' anche perché da un po' di tempo e in questo momento sei collegata, palermitana, ma è collegata da un'altra città d'arte molto importante per la musica, ovvero Bologna, è vero? Esatto, vivo a Bologna da un annetto e mezzo, però ovviamente rimango sempre siciliana nel cuore e anche nella pronuncia, ovviamente, perché queste non mancano di farmelo notare i miei cari amici bolognesi e quindi sì, insomma qua lavoro, studio, scrivo musica, però devo dire a Palermo vengo quindi sì, faccio un po' avanti e indietro. E allora cominciamo e continuiamo a presentare gli ospiti in via del tutto eccezionale. Questa sera è la prima volta quando c'è la trasmissione che invitiamo una non siciliana, ma direi un po' siciliana d'adozione, anche perché ha conosciuto un siciliano con cui sta collaborando. Parlo di Micol Pisano, è già presentata così, voglio dire, il cognome mi riporta un po' negli amici e nella terra che è vicino a quella nostra, un'altra isola meravigliosa che è la Sardegna. Ciao Micol. Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
Allora, la Sardegna, ecco, la Sardegna, noi portiamo avanti, cara Nicolo, ormai da tanti mesi con Io Compro Siciliano, ma anche con Sicilian Air, il Made in Sicily. Questo però, insomma, questa sera ci apre un po' a quelli che sono i nostri fratelli, cugini sardi. Abbiamo un po' gli stessi obiettivi, quelli di evidenziare le bellezze della nostra terra. Tu, tra l'altro, in questo momento non vivi nemmeno in Sardegna. Tu sei originaria, cara Nicole, precisamente di Nuoro, sbaglio? Di Nuoro, esatto, esattamente. E in questo momento invece vivi A Milano, per a studiare, Milano. per lavorare, sì. Ecco. Oh, anche tu, cara Nicole, hai cominciato presto presto, eh? Tra l'altro, pensate, studi molto particolari. La nostra redazione mi ha fatto pervenire l'avvio, tra l'altro a ottobre del 2019 hai conseguito la laurea in canto rinascimentale e barocco al Conservatorio Verdi di Milano, con votazione 110 lode. Io è la prima volta che mi interfaccio con qualcuno che si è laureato in canto rinascimentale e barocco. Credi, per me è una cosa totalmente nuova, ma è una cosa assolutamente molto particolare. Sì, assolutamente. Diciamo che la prima è scritto così nella biografia perché a Milano la classe di barocco è nata un po' più tardi e quindi io sono entrata giusta, diciamo così, per essere la prima a laurearsi al Conservatorio di Milano. Il canto rinascimentale barocco è semplicemente diverso ma molto simile al canto lirico per il repertorio antico, anziché Verdi, io canto Monteverdi. Cosa dire? Vedo Giulia impassibile, anche vedo Giulia in pratica, insomma, quasi ferma immagine. Allora, era un fermo immagine, tra l'altro. Giulia, hai sentito, hai assistito a questa chiacchierata? Non so se hai intuito la tua amica Nicole, in questo caso collega, laureata in canto rinascimentale e barocco. Vuoi aggiungere qualcosa? Sentite? Ecco, no, no, abbiamo qualche piccolo problema tecnico con Giulia, magari proviamo a ricollegarci. Nicole, vuoi annunciare il tuo compagno di avventura, nonché sicilianissimo? Mi fai la conduttrice? Ma certo, ed ecco a voi Salvatore Sabatino. Eccolo qua! Cioè, Buonasera a tutti. Cioè, Salvatore presentato da Nicole Pisano. Cioè, ragazzi, questo è il top, eh? Allora, tra l'altro dovrebbero esserci collegati, quindi stasera un po' di sardi. Per la prima volta dovrebbero magari vederci amici che ci seguono, chissà, magari anche dalla Sardegna. Ne vedo già tanti collegati, devo dire molti ci stanno seguendo in diretta, poi domani sera vi replay. Salvatore, tu sei un altro siciliano attaccato alla tua terra, tra l'altro terra madonita, giusto? Esatto. Precisamente a Petralia? Da Petralia, sì. Ecco, siamo proprio nel cuore, nel centro della Sicilia. Ecco, nel cuore della Sicilia, quindi salutiamo tutti gli amici madoniti e soprattutto adesso vive a Milano anche lui, anche Salvatore vive a Milano. Esattamente. Da quanto tempo? Io vivo qui da poco più di un anno perché studio al Conservatorio Giuseppe Verdi e ho iniziato questa nuova avventura, diciamo, mi sono trasferito qui anche per fare questa esperienza e conoscere questa città che sicuramente ha purtroppo molto più da offrire rispetto a quello che offre spesso la nostra terra, però di certo, come si dice, nel cuore c'è sempre la Sicilia e la voglia di ritornare, la terra di origine. Per il momento affrontiamo questa avventura qui. Senti, poi mi raccontate com'è nata la conoscenza con Nicole e da lì poi la collaborazione che in pochissimo tempo, pensate, hanno scritto brani, insomma, ci sono dati da fare e poi adesso c'è una produzione, un singolo dal titolo Isola Mia e vale per tutti, vale per noi, vale per gli amici della Sardegna, l'isola di tutti, insomma, può essere insomma intesa anche in questo caso. Il duo, visto che siete tutti e due in onda in questo momento, dal titolo The Islanders. Io penso di aver detto qualcosa di corretto. Nicole, aiutami. Ma
anche The Islanders va bene uguale. No, vabbè, Va bene, capirai. Vincenzo Sotto, va Sì. benissimo. Va bene così, va bene così. Allora, facciamo rientrare Giulia May. Penso che abbia... Paolo, possiamo far rientrare Giulia? Vediamo se è pronta per rientrare in studio. No, abbiamo Chiara Navarra, se è pronta, se mi riuscite a recuperare. Eccola qua, Chiara Navarra. Ciao Chiara. Ciao Chiara. E allora, Chiara invece si trova nel capoluogo, giusto Chiara? Sì. Ecco, ecco Chiara, intanto benvenuta, tu sei pure tu giovanissima, hai iniziato all'età di 11 anni ad avvicinarti alla musica, addirittura Chiara Navarra si è avvicinata con un disco Musiche dal mondo. Io dico, a 11 anni. Come è stato possibile? Come è stato possibile questo essere così vicina alle musiche, diciamo, che arrivavano da ogni parte del mondo, soprattutto una raccolta di musica che ricordo molto bene, Buena Vista Social Club. Com'è nato questo incontro? Ma in realtà è stata una cosa casuale, cioè il destino forse ha voluto così, questa è la risposta che mi do, nel senso che in casa i miei genitori hanno abbonato a questa rivista che è il Panorama, dove ogni tot usciva in allegato un CD e il caso volle che uscì in allegato questo CD e da lì è stata l'inizio, diciamo, di tutto, cioè è stata tipo una vocazione, ho sentito quel disco che ho ancora qua tra l'altro. Vediamo. Eccolo, sì, musiche dal mondo, bellissimo, bellissimo. Nonostante le varie volte, insomma, i vari ascolti resistenti. Comunque hai preso, ovviamente ti sei preparata perché nel corso della tua adolescenza hai preso lezioni di pianoforte, intraprendi gli studi pianistici presso la scuola di The Brass Group e menzioniamolo perché noi siamo molto legati al Brass Group che è un'altra istituzione. Nicole, noi qua nel capoluogo è un'istituzione The Brass Group, non sarà musica insomma un po' più ricercata come quella insomma che hai sempre fatto tu, però The Brass Group è veramente un'istituzione. Mi conosci? No, mi dispiace, qua cado giù, mi sa. Sabatino, correggiamo il tiro. The Brass Group, per chi ovviamente vive in Sicilia, è un punto di riferimento musicale molto importante, Salvatore. Sì, è un punto di riferimento molto importante e centrale, direi, a Palermo. Però io purtroppo non l'ho mai frequentato, diciamo, più di tanto, purtroppo, perché non amo molto quell'aspetto, diciamo, della musica, quel genere musicale. Quindi diciamo che in questo caso devo chiedere il tuo aiuto nuovamente. No, ma vi faccio uscire dall'impasse, era in modo per ricordarlo, soprattutto visto che Chiara insomma ha avuto modo di frequentarlo. Chiara, a questo punto una nota sul Brass Group la dobbiamo dare. No, io penso che... Allora, io ovviamente ho studiato lì, a parte insomma l'amore per il jazz, ma era l'unica musica che a Palermo insomma si avvicinava a quello che volevo fare io, quello che sono io, che è la musica latina, la musica cubana. E lì ovviamente trovi dei maestri eccezionali, ognuno dei quali veramente, io poi con gli anni, col passare degli anni, con alcuni ho anche collaborato, quindi questo legame poi che si è creato è stato importante perché poi ovviamente conosci anche l'aspetto umano, non vedi solo il maestro, il professore, è una scuola incredibile che ti forma, potrei dire anche a 360 gradi. Bene, Chiara, faccio rientrare Giulia perché devo dire che è stata, ecco, vediamo se riusciamo. Giulia, ci siamo? Più o meno, ragazzi, io mi seguo con sappiate che in ogni caso ce l'ho messa tutta. Sappiamo che in tempi dove lo streaming ormai è quotidiano, tutti quanti insomma cercano, e sappiamo che capitano queste problematiche perché dal vivo non succede, ma quando si è tutti collegati può anche succedere. Giulia, prima che mi scappi, una tra le cose importanti della tua vita, e ti abbiamo fatto gli applausi tutti quanti noi, c'è sicuramente Musicultura. Puoi racchiudere le volte che Musicultura è entrata nella tua vita? Da quando ho fatto Musicultura
nel senso che l'ho fatta 3 volte a Musicultura io, come dire, tutte le persone che ho conosciuto a Musicultura già fanno ancora parte della mia vita, quindi già solo questo fa ancora parte della mia vita. A Musicultura tantissime persone, quindi molto spesso. È stata una bellissima esperienza, poi comunque essendo stata finalista ho fatto parte di tutte le playlist, sento ancora tanta gente di Musicultura, quindi tante volte. Ma tu per caso stasera, sempre prima che magari la connessione va via, tu per caso stasera, visto che lo hai detto anche in durante la giornata, dicendo stasera comunque, perché è quello che chiedo anche agli ospiti, di accennare qualcosa, di far sentire la propria voce, visto che siete tutti artisti, hai preparato qualcosa magari estrapolato proprio da questa esperienza o mi riservi qualcosa di totalmente inaspettato? Ma io in realtà ti riservo qualcosa di diverso rispetto a... c'è una cosa proprio nuova. Avevo voglia di fare qualcosa di un po' diverso, che è una canzone che ho scritto poco tempo fa, prima di Natale, che parla un po' di questi tempi, no? Di questo periodo in cui durante questi periodi di festa avremmo voglia di dimenticarci un po' tutto il dolore, tutte le cose brutte, semplicemente viverci questi momenti con le persone che amiamo, anche se purtroppo quest'anno non è stato molto spesso possibile neanche quello. E quindi, insomma, invece di suonarti, insomma, i miei inediti del disco, ho suonato tante volte, solo per te canterò per la prima volta live questo brano che ho scritto poco tempo fa, se ti fa piacere. Oh, mi fa piacere, un bel regalo che fai a me, che fai ai ragazzi collegati e che naturalmente in questo momento sta scrivendo. Tu nel frattempo preparati perché ci sono dei messaggi, Paolo, che magari vogliamo leggere, alcuni messaggi che sono arrivati a quest'ora della sera in diretta. Vediamo, leggiamolo un po'. Andrea Geriri, buona serata a tutti voi e soprattutto viva il Made in Sicily. Ciao Andrea. Irene Piazza, ciao Giulia, ti saluta Irene. Abbiamo Gianni da Verona, un abbraccio a Giulia. Poi ci sono i vari. Abbiamo Valeria Macaluso, grande salvo. Salutiamo Ciao Valeria. Valeria. Davide Morici, che è il fondatore, un saluto a tutti gli artisti eccellenti che Siciliani promuove e supporta ogni giovedì. Oggi tanti giovani eccellenti, esclusive isolane. Eh sì, devo dire che noi poi cerchiamo di portare avanti. Rosario Buffo, buona serata, compare Vincenzo, ci segue anche parte della clac familiare. Francesco Cammalleri, ciao Chiara Navarra, salutiamo. Ciao, Chiara. Capito, ci seguono. Grazie, prima tornata, poi dopo li risentiamo. Intanto Giulia May in esclusiva perché è una cosa che mi sta facendo per me. Speriamo che la connessione mi assiste. Prego, vai. Mi sentite? Voi mi sentite? Mi vedete? Sì. Ok. Mi sentite, giusto? Sì, sì. Ok. Ne canto un pezzettino magari, se poi insomma non... te l'accenno, ecco così. Non so dove che vado, cosa voglio, cosa cerco e cosa ho. Non so da quale parte va il mio cuore, se mai lo raggiungerò. Non so se sono madre o sono figlia. Non so se la mia vita mi somiglia. Se dopo tanto camminato alla fine arriverò. Arriverò. Non so se mi fa bene o mi fa male tutta questa libertà. Se mi appartiene veramente questa piccola città. Se tutte quelle luci sulla testa e quel disegno che mi sanno raccontare quella storia che credevo fosse mia.
soltanto mia. Ma domani è Natale, il resto poi si vedrà. Domani è Natale, rivedo mio padre e questo mi basterà. Domani mi posso scordare perfino di me. Domani è Natale, poi il resto da sempre. Sul filo della connessione, devo dire, ma brava Giulia, brava, devo dire che ci è arrivata questa armonia, brava. Mi stavo quasi per commuovere perché ero messo che ascoltavo in cuffia e ti ringrazio, veramente di cuore, ringrazio di cuore. Almeno ci siamo riusciti. Allora, andiamo a Milano da Salvatore Sabatino che mi racconta, e ovviamente Micol può interagire, come è nato l'incontro con Micollo, con la sarda, come è nato, Salvo? Com'è nato? Allora, com'è nato? Questo incontro è nato un po' per caso, nel senso che siamo stati contattati dalle creazioni di inchiostro di Franca Turco, che è un'associazione che crea, diciamo, produce audiolibri, e praticamente ci è stata commissionata una colonna sonora, ecco, per un audiolibro. Da lì c'è stato un po' anche l'interesse, visto che abbiamo scoperto di avere grande complicità musicale, e c'è stato anche un po' l'interesse nel cercare di creare, diciamo, un nostro progetto e cercare di produrre anche un nostro disco, dei nostri lavori, e farci conoscere come duo, appunto. Poi c'era ovviamente la cosa che ci accomuna, il fatto di essere isolani entrambi, sicuramente ha contribuito a fare in modo che tutto questo si svolgesse in modo, come si dice, molto interessante, ecco. Poi la mia collega è bravissima, una cantante, un violinista eccezionale, quindi diciamo che è stata un'esperienza molto interessante anche per me, un'esperienza nuova che credo che spero ci darà grandi soddisfazioni molto presto. Micol, parole belle dette da un artista, un amico, un siciliano, come rispondi? Ha ragione. Così. No, è vero. Diciamo che tutto è nato da questa signora e io avevo bisogno di aiuto, e quindi quando ho chiesto a Tore, allora è stato tutto molto più facile, perché io avevo già composto prima, però non avevo tutte le competenze che ha lui, quindi diciamo che è proprio una complicità. Abbozziamo delle idee, io suono, canto, lui suona e crea. Quindi... Scusami Collo, ma avevo detto prima, non so se ti è stato recapitato il messaggio da un piccione viaggiatore, che come ha fatto Giulia, che mi ha regalato sta bella soddisfazione. Spero che Chiara si stia preparando a armonizzare in maniera latina la nostra serata, anche sai, proprio un frammento. Chiedo a Micol se ci regala questa sera al pubblico di Sicily On Air qualcosa in esclusiva per noi, e tra poco Salvatore invece al piano ci farà sentire qualcosa sempre insomma live. Micol, te lo posso chiedere? Ma Vincenzo, noi lavoriamo in due, io oggi stasera cedo il testimone volentieri a Salvatore, che vi delizierà con un bellissimo suo pezzo, quindi va bene così. Quindi passi il testimone, nonostante con la coda dell'occhio vedo che comunque c'è qualcosa all'interno della tua camera, un bel pianoforte o comunque una tastiera, la vedo, però vabbè, insomma, non voglio aggiungere nulla. Cara direttrice, perché dovete sapere che Micol è una direttrice anche. E ogni tanto mi cimento anche in quello, perché i miei genitori sono direttori e cantanti lirici anche loro,
Nuoro è una delle città con una marea di cori, quasi 13 cori, tra quelli popolari a quelli misti e a voci pari. Quindi è una cultura molto importante quella del canto corale in Sardegna e quindi giustamente io non potevo non farne parte. E allora, viva il coro e viva il coro di Nuoro soprattutto perché spero di vedere all'opera qualcosa del genere, magari venendo a Nuoro. Mi ospiti, cara Nicole? Ma certamente, quando vuoi. Sei brava a cucinare? Certo. Non è vero, non è vero. Sì. Sì? Una pietanza tipica di Nuoro? Ma i ravioli, i sardi, il porcetto, ci sono tantissime cose meravigliose a Nuoro, in verità, insomma. Va bene, vabbè. Detto da una sarda a un siciliano, che te devo dire? Che te devo dire? Allora, Salvatore Sabatino dirige l'orchestra, la direttrice Nicole Pisano, suona un pezzo con autore Salvatore Sabatino che si chiama Oggi io esco. Se vuoi, prego. Posso. Vai. Vai. Sentite. Bravo. Ma Grazie, non è, grazie. cioè, è una macchina da guerra sta tastiera che è davanti, cioè, non mi sembra No, tanto, non abbastanza... è una tastiera come tante. Vabbè, da qui mi sembra un'astronave, cioè, Sì, diciamo che a me piacciono le cose complicate, quindi ho ho deciso capito. di prendere la più complicata che c'era. Sto ancora cercando di imparare come usare tutte le funzioni, però è bello. I nostri amici Isola Mia la possono trovare sulle piattaforme, sbaglio? Sì, sulla mia è possibile ascoltarla su YouTube, cercando proprio Isola Mia The Highlanders, oppure anche su Spotify, Apple Music, su iTunes, adesso anche su tutte le altre piattaforme. Quindi diciamo che l'abbiamo distribuita un po' ovunque. Ecco. E allora a quanto pare Giulia May ha problemi di connessione, chissà se prima della fine ce la facciamo a salutarla. Stavo appunto vedendo dalla regia se... vabbè, sì, la saluto ovviamente a Giulia perché non riesce a entrare, quindi la salutiamo. Un abbraccio, se ce la fa a rientrare con un saluto veloce ovviamente la mandiamo in onda. Va bene? Non so. Eccola qua, Giulia, tesoro. E allora, ovviamente,
Mi allora, senti? noi ti sentiamo, sappiamo che ricadi, poi torni. Allora, siccome c'è tanta gente appunto che ti saluta, e prima che ricadi e non possiamo più salutarci, io volevo ringraziarti per la tua presenza qua. Io mi auguro di incontrarti in teatro, perché ovviamente noi cercheremo, ecco, bravissima Giulia, un pezzo da brividi, Davide Rubat Raymond, che appunto ha detto uno dei tanti messaggi. Giulia, ti ringrazio e ti faccio un grande in bocca al lupo e ci vediamo comunque live, che è la cosa migliore, va bene? Assolutamente, ragazzi, mi dispiace per queste problematiche, insomma, adesso vi sento, per fortuna, paradossalmente vi sento benissimo, però vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Grazie Vincenzo, grazie a tutti voi. Grazie Giulia, grazie mille, grazie per essere stata con noi. Chiara Navarra, questa atmosfera, stasera stiamo toccando un po' di generi vari, il cantautorato, il jazz, la musica ovviamente che ci fa sognare, in questo caso del duo Pisano-Sabatino. Con te c'è questa onda latina, ti sei preparata qualcosa? Ti sei preparata qualcosa? Qualcosa di movimentato, no? Sì. Cominciamo. Si sente? Purtroppo non si vede. Si sente, vai. Okay. Mi suono il brano con cui ero solita aprire i concerti, purtroppo al momento siamo un po' fermi. Va bene. Cero voy para Madrid, luego voy para Miami. El cariño que te doy se me sale la vida. Oh, un tocco latino che ci voleva. E allora, ci voleva sto tocco latino, ci voleva. Senti, Chiara, andiamo in prospettiva futura, la pandemia si sa che sta facendo riflettere tutti quanti, e voi artisti scrivete, componete, incidete, insomma, e per te questo periodo com'è? E soprattutto cosa stai preparando per te e per il tuo pubblico? Sto preparando, ma in realtà da poco, insomma, ho scritto un ultimo brano che spero di farvi sentire molto presto, insomma, un primo singolo, un album, adesso quello che sarà non so. Però sì, questo momento devo dire che è stato una conferma di tutte le cose, poi di tutti questi anni in cui ho suonato questo genere, che purtroppo in Sicilia, insomma, è poco conosciuto. Io mi sono sempre dedicata a questo e sono partita anche, purtroppo come loro, insomma, ho lasciato la mia terra, prima per la Spagna, poi per l'Inghilterra, però insomma sono qui e spero di intanto risuonare a casa, ecco, questa musica con le mie cose, ovviamente con degli inediti, dove ovviamente mischio la mia lingua allo spagnolo, poi, anche perché molto pubblico appartiene a quella fetta di mondo, ecco. Quindi il legame con la Sicilia è molto forte. Il fatto che tu non sia andata a vivere, per esempio, nei paesi latini, in Sud America, per esempio. Sto pensando. Diciamo che uno dei sogni è, insomma, viaggiare. Sicuramente mi piacerebbe molto il Venezuela, Colombia, Porto Rico, quelli sono dei posti dove andrei a stare anche domani. Però Chiara, facciamoci una promessa. Sì. Ci vediamo live in Sicilia, in una bella location, magari supportati da un management che salutiamo, che è Gianfabi Production, che insomma, è anche il mio, quindi diciamo
e allora magari insomma si organizzerà qualche evento importante. Va bene, Chiara? Assolutamente sì. Chiara, io ti faccio un grande in bocca al lupo e ti ringrazio per essere stata con noi questa sera. Va bene? Crepi. Poi Vincenzo, crepi. Buona Ciao serata. Chiara, ciao. Vabbè, io parlavo di management con la scusa, insomma, volevo anche salutare un altro management che si chiama Rosario, però Salvatore, insomma, è una persona Non lo conosco. Anche perché magari segue e dice mo canzone che fa, e no, assolutamente. Salutiamo questa categoria, a parte tutto, tutti i management siciliani, cioè tutti quelli i cosiddetti impresari che poi tutti noi dipendiamo da loro, cioè nel senso che se loro stanno fermi perché devono stare fermi, anche noi stiamo fermi. Siccome c'è un momento in cui ormai tanti mesi che gli impresari non riescono a lavorare, tutto il comparto, lo dico sempre, dagli elettricisti, assistenti di palco, chi monta il palco, gli strumentisti, i fonici, c'è una marea di gente che non lavora ormai da tanto tempo, Micol, è vero? È vero purtroppo. Quindi dobbiamo farci forza. Io volevo, Salvatore, ci lasciamo ovviamente con l'ottimismo, che è la cosa più importante. Certo, quello sempre. Ma io sono ottimista, voglio sperare che quest'estate appunto si possa aprire almeno uno spiraglio, diciamo, o quantomeno riuscire a sbloccare una serie di situazioni che possono essere controllate meglio. Penso per esempio ai teatri, penso a tante situazioni che volendo potrebbero anche ripartire forse in un futuro prendendo delle precauzioni, però al momento diciamo che possiamo solo sperare, ecco, essere ottimisti. E allora, intanto Barbara Albanese, grazie Paolo, un abbraccio per Salvo da me e Fofò, bravissimo come sempre. Ciao. Chiara invece scrive buonasera a tutti e complimenti quanto è importante spostarsi fuori dalla propria terra per insegnare. Ah, ok, questa è una domanda per voi due, grazie Chiara. Allora, quanto è importante spostarsi dalla propria terra per inseguire appunto un sogno? Micol. È molto importante perché purtroppo la nostra terra è ricca di tante cose, ma a volte è difficile seguire i propri sogni, soprattutto nel campo artistico, stando nelle nostre isole. E quindi bisogna inseguire i sogni e questo comporta uscire fuori dalla propria casa, ma l'importante è tornarci sempre, questo è il mio pensiero. Ecco, brava. Allora, invece per te, facciamo, intanto c'è Sandro Pisano. È il mio bambino. Oh, ma questo è bellissimo. Io volevo, per me è un'emozione, signor Pisano. Intanto un caro saluto alla Sardegna e un augurio ai nostri giovani artisti isolani. Guardi, signor Pisano, il suo messaggio mi riempie di orgoglio perché stasera vado a letto con comunque gente che ci segue dalla Sardegna e vive in Sardegna, è a Nuoro? Sì, è a Nuoro. E allora sono felicissimo perché uniamo le due terre, che bella sta cosa. E allora, Salvatore, quanto è importante per te realizzare il sogno andando via dalla tua terra? Ma io non penso che bisogna vederla in questo modo. Secondo me bisogna vedere anche comunque la cosa positiva, perché viaggiare, fare esperienze, vedere anche ciò che c'è al di fuori delle nostre bellissime diciamo eccezionali realtà ci arricchisce in un certo senso, perché comunque stando fuori ho imparato anche ad apprezzare di più quello che ho a casa, ho imparato a vedere diciamo anche il mondo che c'è fuori e entrare in contatto con realtà che mi hanno fatto crescere, e sicuramente questo è molto importante, al di là diciamo della parte difficile che è quella di abbandonare, non mi piace questo termine, quello di andarsene dalla propria terra, diciamo, da tutto quello che sono le nostre radici.
Però io penso che ognuno di noi debba anzi cercare di andare sempre oltre, cercare di conoscere quanto più possibile del mondo e della... Io sono andato, intanto stasera vado a letto con questa canzone qua, Isola Mia, che ho selezionato su YouTube, quindi insomma avete la possibilità di fare come me, insomma andare su YouTube e ve la sentite, ecco, non ve l'aspettavate, lo so, di sentire le note, anche no. Ho fatto una carrambata. Ve lo meritate, quindi cari ragazzi, caro Salvatore Sabattino, grazie per essere stato con noi, ci vediamo quando torni giù in Sicilia, va bene? Certo, certamente. Grazie Nicole, mille. Un bacio, grazie Salvatore. Nicole, vuoi salutare i sardi e non solo? Certo, ciao a tutti. Detto così, allora aspetta perché credo che ci sia Luca Leonardi, perché volevo leggere fino all'ultimo i messaggi. Luca Leonardi, complimenti per gli artisti isolani di Terre Meravigliose che venite tutto l'anno, non solo durante l'estate. Ecco, quindi insomma, certo, siamo ragazzi, sono ragazzi che stanno lì sempre, quindi alimentano. Massimo Torcivia, ciao bella gente, che la musica ci salvi tutti, un abbraccio. Massimo, ce l'auguriamo. Grazie Nicole, buonanotte. Grazie mille. A te Vincenzo, buonanotte a tutti, ciao. Come sempre ringrazio Paolo Gatto che ha curato la regia, Marzia, e noi la riproporremo la puntata già insomma nelle prossime ore. Giovedì prossimo torneremo con una nuova puntata di Sicily On Air e devo dire che vi abbraccio tutti quanti e soprattutto vi auguro di stare bene, che è la cosa più importante. Buonanotte da Sicily On Air, da Io Compro Siciliano.